sotto le luci. Non è più tempo di correre, è il tempo di restare. La gloria non è un regalo, è il peso di ciò che hai costruito. Sportivi di Penalty, ben trovati anche per questa nuova puntata della trasmissione che parla solo di calcio dilettantistico siciliano. Stagione che si sta per concludere, poi ci sarà il grande appuntamento giorno 16 a Caltanissetta, martedì 16 per essere più esatti, alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita con il grande evento proprio che racconta in un certo senso anche questa stagione 25-26 del calcio dilettantistico siciliano e non solo, perché ci saranno tantissimi ospiti. In questo caso vado subito a presentare l'ospite di questa puntata, un amico di Penalty che ritorna con tanto piacere nella nostra trasmissione, Fabio Capuana. Ciao Fabio. Buongiorno, buon pomeriggio Ettore, a te e a tutti i tuoi telespettatori. Ti ho lasciato come team manager della Ciriale, sappiamo benissimo che la stagione si è conclusa anche purtroppo con un'amara retrocessione, ma tu, io so che a gennaio avevi un pochettino insomma capito che probabilmente le cose non andavano per il verso giusto ad Aciriale. Non siamo qui per fare polemiche, però vorrei un po' conoscere da te qualche dettaglio su questa stagione che purtroppo è andata male per la Ciriale. Ma Ettore, è stata, intanto tu mi conosci per quella che è la mia conformazione mentale, io non sono abituato a sputare nel piatto. Assolutamente. Dove ho mangiato, tra virgolette, ma sapevo che l'avventura era un'avventura con molte difficoltà. Sì. Soltanto tecniche. Non soltanto tecniche, anzi ti dico che per una certa parte di stagione io ero convinto, e lo sono ancora adesso, che tecnicamente ci fossero i numeri e l'organico per ben figurare in questa competizione. Quindi sono andato, nonostante la maggior parte degli addetti ai lavori mi esponevano quelle che erano le criticità, sì, dell'ambiente soprattutto, perché poi il presidente è una persona che io stimo moltissimo, una persona con cui io ho avuto subito feeling sin dal primo momento. Ma diciamo che c'erano moltissime criticità legate all'ambiente, alla tifoseria, eccetera, eccetera. Ognuno aveva delle ragioni diverse e quindi servivano delle persone che potessero mediare, ma purtroppo non siamo riusciti in questo intento. Quindi a gennaio ci siamo seduti con il presidente e abbiamo diciamo rallentato un attimino, sì, perché mi rendevo conto che non c'erano le condizioni per poter proseguire sulla strada che volevo tracciare. Ecco. Infatti poi la squadra, e nel frattempo possiamo vedere anche alcune immagini, è andata a giocarsi questi play out probabilmente anche un po' scarica mentalmente, no? Perché ha sofferto tutta una parte finale della stagione travagliata e poi in campo tu, che sei un uomo anche di campo, sai benissimo che i giocatori i miracoli difficilmente riescono a portarli a compimento. Ma io ti dico che nonostante ci siano stati degli assalti anche di natura mediatica, io ti dico che l'ambiente non era così devastato, anzi sono stati fatti dei grandi investimenti da parte della dirigenza e anche un buon lavoro da parte sotto il profilo la guida tecnica, intendo non come tecnici. Anche se comunque una società che esonera il proprio allenatore, parliamo di Cozza, a pochi giorni dai play-out, probabilmente è chiaro rovina un po' gli obiettivi di serenità all'interno di uno spogliatoio. È chiaro che c'erano dei momenti di grande difficoltà, mi sembra lampante, quindi si stava tentando il tutto per cercare di evitare quello che poi per Acireale piazza, perché io voglio anche spendere due parole su una fantastica città che è Acireale. Assolutamente sì, assolutamente sui concordo. Tifosi della Acireale, che ripeto avevano le loro ragioni, ma è un pubblico straordinario, attaccatissimo a quei colori, ed è una cittadina meravigliosa che merita altri palcoscenici. Quindi in virtù di quello che ti sto dicendo, l'interesse
era quello di evitare ciò che poi è accaduto, ovvero la tragedia sportiva. La tragedia sportiva. È vero, anche se voglio anche aggiungere, mi taccio, che stiamo parlando sempre di calcio e quindi corsi e ricorsi storici ci dicono che molte volte si arriva in fondo per poi ripartire, quindi Chiaro. Acireale troverà la forza di rialzarsi in brevissimo tempo, perché quei colori granata sono qualcosa che io avevo nel cuore, ho nel cuore e manterrò nel cuore. È giusto quello che hai detto. Voglio voltare pagina perché voglio parlare anche comunque della Nissa, perché la Nissa, sappiamo tutti che la Nissa ha vinto i playoff, ufficialmente dovrebbe insomma ambire al ripescaggio in Lega Pro, attualmente è terza nella graduatoria. Il presidente Giovannoni ha addirittura già parlato di investimenti per adeguamento dello stadio Tomaselli. C'è già stato un sopralluogo. E quindi evidentemente insomma questa benedetta Lega Pro per Caltanissetta potrebbe già arrivare praticamente a luglio. Ma queste sono dinamiche, infatti, come vedi, per il momento sia in Serie D che in Serie C è tutto fermo, perché la Nissa si sta preparando per non farsi trovata, e questa è mentalità, perché è organizzazione, assolutamente, pianificazione, perché come vedi stanno nelle more di essere ripescati, hanno già chiesto un sopralluogo che la Lega ha già eseguito, ha già accordato, è vero, per cercare di farsi trovare pronti nel caso in cui ci fosse questa promozione in Serie C, che poi sul campo, dico, ha fatto un campionato straordinario la Nissa, ma anche gli investimenti sono stati importantissimi di un'altra persona altrettanto seria, perché il presidente Giovannone è una persona che ha investito con molta serietà su Caltanissetta. Le immagini che stiamo vedendo riguardano proprio questa finale playoff con la Regina, che a sua volta, sappiamo benissimo, ha fatto tanti investimenti, però è anche vero che la piazza in questo momento non ha un bel rapporto col suo patron Ballarino. Probabilmente addirittura si parla di una non conferma di Torrisi, che credo abbia fatto un grandissimo lavoro. Insomma, anche Reggio Calabria il prossimo anno sicuramente in Serie D sarà ancora una volta una squadra da battere, ma con quale dirigenza? Ma in questo momento è chiaro che sia la Serie D che la Serie C è totalmente rappresentata da un punto interrogativo, perché ci sono tante squadre che sono retrocesse, come il Messina, che aspira a essere ripescata. Quindi noi rischiamo, tra virgolette, di avere un altro anno una Serie D dove andremo a trovare squadre come Siracusa, come Messina ripescata, come Trapani, che in questo momento è diciamo una Serie D di altissimo livello, e la stessa Regina. Quindi parleremo ancora una volta di una Serie D che per vincerla, insomma, di una finta Serie C, di una finta Serie C, necessitano indubbiamente grandi investimenti e dirigenti molto seri, perché è un pubblico esigente, delle piazze importanti che hanno blasone, e quindi ci aspettiamo, come addetti ai lavori, molto serietà. Ma io penso che il presidente della Regina, che mi onoro di conoscere personalmente, abbiamo un ottimo rapporto, non abbia fatto malissimo, perché ha fatto dei grossi investimenti. Ma infatti non riesco a capire questa protesta da parte della tifoseria nei confronti del patron. Ha fatto tanti investimenti, certo, ancora una volta per il terzo anno consecutivo non vince il campionato, però io credo che insomma bisogna anche rispettare gli avversari. Ettore, questa è una questione di mentalità. Noi ci siamo sempre confrontati su questo e ci siamo sempre detti che rispetto alla maggior parte dell'Europa, parlo di Europa, e di altra mentalità sportiva in genere nel mondo dello sport, bisogna acquisire la mentalità, come un altro anno noi saremo, una può vincere. Tutte le altre aspirano a vincere, ma non possiamo parlare di fallimenti totali. Certo, c'è molta amarezza, infatti si parla al solito di rivoluzionare un po' il regolamento di questa Serie D con qualche chance per i playoff, cosa che... Ettore, ma noi non possiamo far passare il messaggio, fortunatamente, che con i soldi si possa già scrivere tutto. No, assolutamente. Quindi, quindi io ti dico che un altro anno ci saranno, al di là dei ripescaggi o delle griglie che si verranno a formare, ci saranno società importantissime come Trapani, società importantissime come Messina, se verrà ripescata, come la stessa Regina. La Regina, il Siracusa, la Nissa, qualora non venisse ripescata in Serie C.
ma di tutte queste ne avremo una che vincerà e tutte le altre che piangeranno. E che avranno le polemiche che abbiamo avuto quest'anno. Invece non hanno per niente pianto quest'anno a Palermo, perché l'Athletic Club Palermo, diciamolo pure, ha fatto una stagione bellissima, una sorpresa assoluta, addirittura a gennaio era prima in classifica, Perinetti, Clemente, una dirigenza che ha creduto nei giovani perché hanno una squadra veramente giovane. Questo vuol dire che hanno veramente buttato le basi anche per la prossima stagione, quindi nel novero delle squadre che tu mi hai appena elencato io inserirei indubbiamente anche l'Athletic Club Palermo. Io ho parlato di blasone, che è una cosa diversa. Chiaro. Ma io non mi sono per niente stupito, perché quando una società ha deciso di prendere un professionista serio come Perinetti, era chiaro che dietro c'era un progetto serio, lungimirante e fatto Indubbiamente. di fatti concreti. Quantità e qualità. Quantità e qualità, quindi io mi aspettavo che sicuramente, ma anche lo stesso settore giovanile Certo, ha dato, attualmente il migliore che abbiamo qui in Sicilia. ha dato dei risultati impressionanti, superando addirittura quello che riescono a realizzare le altre piazze professionistiche, dove a Messina è combinata come è combinata, a Catania, insomma, con quella grandissima disgrazia che poi ha anche colpito il calcio in generale del grande amico Orazio Russo. La morte di Orazio Russo è stata quella che ha un po' spiazzato anche un po' tutto il gruppo Calcio Catania, soprattutto nel settore giovanile. Che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere, con cui passavo un'amicizia importante, quindi approfitto anche per ricordarlo, perché Orazio è stato un grande uomo. Allora Era ne approfitto una persona anche per bene, per dare un'anteprima assoluta a tutti coloro che verranno a Caltanissetta giorno 16 giugno, perché ci sarà un omaggio ad Orazio Russo proprio in apertura della nostra manifestazione. Mi hai fatto dire una cosa che avrei voluto, insomma, non dire, ma mi hai dato il gancio come al giusto. solito c'è quella alchimia fra di noi, Infatti, non ce l'eravamo né detti, non ce l'avevamo né detti nulla, però dato che tu hai ricordato la figura meravigliosa di Orazio Russo, abbiamo ritenuto opportuno proprio aprire la manifestazione con un omaggio bellissimo. Quella sarà una sorpresa, ti farà onore. Per Orazio Russo. Abbiamo parlato dell'Athletic Club Palermo, sentiamo anche la voce di uno dei protagonisti fuori dal campo, ovvero il direttore sportivo Clemente. Una stagione a mio avviso stratosferica che ci ha visto quasi tutto l'anno protagonisti, una stagione dove veramente siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa, quindi siamo felicissimi. È normale che questo è il momento della malinconia, quando si spengono i riflettori rimane il volere bene e l'affetto per dei ragazzi che sicuramente hanno dato tutto quello che avevano. Ho creduto fortemente in Mister Ferraro e devo dire che a fine stagione abbiamo avuto ragione, perché il Mister ha dato seguito a tutte le parole che ci aveva detto nel primo incontro, ha lavorato sul gruppo, ha lavorato sul singolo, ha dato un'identità di gioco. L'Athletic Palermo, devo essere sincero, aveva una forte impronta al Mister Ferraro, quindi io credo che abbia fatto un lavoro strepitoso e mi ricordo il ritiro di Monreale dove eravamo in 39. Sfido chiunque a lavorare ai nastri di partenza con 39 calciatori, lui è stato caparbio, è stato sempre attento e alla fine ha raggiunto un obiettivo strepitoso, quindi penso che il Mister Ferraro si meriti 10 in questa stagione. È stato un crescendo di emozioni, un crescendo di risultati, la squadra è cresciuta in campo, fuori, quindi
Poi se lo dobbiamo proprio identificare, io penso che dove abbiamo preso consapevolezza è stata dopo la vittoria di Reggio Calabria. Il gruppo ha capito che poteva stare insieme alle grandi fino alla fine. Questo è il risultato di tutti, questo è il risultato di uno staff di primo ordine. Nomino Marco Nastasi, Cerro, mister Zangara, Domenico Marino. Io penso che tutti i ragazzi hanno lavorato in un certo modo, hanno messo cuore, passione e professionalità. Poi passiamo alla fisioterapia, passiamo ai fisioterapisti, i dottori, i magazzinieri. Quest'anno non c'è stato nulla che non ha funzionato. Un team manager che come primo anno è stato lì, è cresciuto insieme a noi, la figura del direttore Perinetti che ha fatto un po' da chioccia a tutti, ma tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato alle nostre spalle una società che in un modo o nell'altro è stata sempre vicina. Sicuramente un patrimonio importante e adesso tocca a noi essere bravi a non disperderlo. Dal settore giovanile, dove c'è stato a mio avviso un grandissimo lavoro da parte del direttore Casula, e poi a cascata tutti gli altri. Gli allievi sono alle fasi nazionali, la Juniores ha fatto un campionato strepitoso. Penso che dietro tutto ciò c'è un grandissimo lavoro del socio Bertucci che ha speso tempo e passione su questo settore giovanile che sta crescendo. I giovani della prima squadra, un gruppo importante, quindi dobbiamo essere bravi noi a non perdere tutto ciò per ripartire l'anno prossimo su quei tasselli che hanno dato sicuramente conferma quest'anno. Voltiamo pagina perché abbiamo parlato della Serie D, abbiamo dunque ricordato la tua avventura ad Acireale, abbiamo parlato dell'Anista, dell'Atletica, abbiamo parlato anche della Regina. Dobbiamo parlare adesso delle finali nazionali del campionato di eccellenza. Abbiamo quest'anno due belle realtà, il Camarat e il Calcio Avola, che stanno cercando di portare avanti un progetto Serie D. Non è facile, anche perché tra l'altro il calendario prevede che se entrambe le squadre vincono le semifinali, la finale sarà l'incrocio tra le due che potenzialmente possono essere siciliane, quindi potrebbe esserci una finale Camarat-Avola. La cosa ci farebbe chiaramente piacere, ma purtroppo una dovrà abbandonare l'idea della Serie D. Però parliamo di semifinale perché purtroppo il Camarat ha perso una partita contro il Trebisacce. Partiamo invece dalla partita vittoriosa dell'Avola, 3-0 contro il Angelo Cristofaro Oppido Lucano, hanno vinto 3-0, diciamo che possono già considerarsi quasi in finale, sei d'accordo? Ma diciamo che partono con un cospicuo, con un importante vantaggio, ma il calcio per fortuna ci ha abituato a qualsiasi risultato, quindi devono andare con la concentrazione dovuta e quindi fare la loro partita. Ma si parte da un bel bottino, un 3-0 in casa, anche mentale, no? Direi che sono molto avvantaggiati, hanno già messo un ottimo tassello per quello che... Ti è piaciuta la stagione dell'Avola? Sì, mi è piaciuta, però ti voglio dire una cosa, ricollegandomi a quello che hai detto inizialmente. Ci sono già degli incontri e il nuovo presidente federale, il Gotha del calcio italiano e a scendere di tutte le categorie, deve necessariamente, so che c'è già sul tavolo, uno snellimento e un cambiamento per quello che riguarda i criteri di promozione, perché sia in Serie D, dove si fanno degli investimenti di una certa natura e in pochi gioiscono, che in eccellenza è impossibile che i playoff siano legati da una graduatoria, da questi criteri, da questi... Ci vogliono delle certezze a inizio stagione, dove chi investe sa che andando ai playoff in Serie B lo sai, no? Sì, prima e seconda, terza, già lo sai, se arrivi terza ti giochi le tue chance, può capitare il semi-miracolo come il Catanzaro con il Palermo e ti puoi ritrovare in Serie A. Chiaro, Ci vogliono delle certezze. Anche in eccellenza, dico, i playoff in questo momento sono visti in Serie D e in eccellenza un calvario. Certo, ma mentre magari in eccellenza c'è la possibilità di salire di categoria, in Serie D questo non avviene perché c'è soltanto la possibilità di un
posizionamento nella classifica dei ripescati. Perfetto. Non per niente appunto la lista Perfetto. è E attualmente a terza. sono dei criteri che andranno sicuramente rivisti, perché una Serie D è Tu pensi che succederà già dalla prossima stagione? Non penso. Perché poi c'è l'insediamento, quindi Non ci vorranno penso, dei io mesi. penso che si è lavorato, ho sentito il presidente Barbiero è su questa linea. Quindi la stagione 27-28 potrebbe essere la volta buona. C'è tutto il Gotha che sta cambiando, anche sulla scia del fallimento mondiale e della mancata qualificazione al mondiale, quindi ci sono tutta una serie in itinere di cambiamenti che devono snellire e dare certezze. Saranno notizie positive per tutte queste società che giustamente vivono nella speranza anche e soprattutto dei playoff. Anche perché tu ti devi mettere nei panni di presidenti, faccio un esempio per tutti, il primo che mi viene in mente, Messina. Sì. È arrivato un gruppo serio, ha risanato, con tanti soldi. Con tanti soldi, ha risanato, ha investito, ha cambiato, forse mi permetto di dire da uomo di calcio che ci sono alcune cose che non si debbono toccare in corsa. A cosa ti riferisci? Ne abbiamo parlato anche in trasmissione. Hai capito a cosa mi riferisco? Un allenatore vincente non si cambia. Ma nemmeno un direttore. E neanche un direttore. E quindi magari si doveva pazientare, bisognava le cose belle non si devono toccare. Giusto. C'è il momento in cui bisogna Ti fa onore questa cosa che dici? Sì, assolutamente. E sono in ottimi rapporti, è grande amico dell'attuale presidente. Non offendiamo nessuno dando un parere, però come è dico successo che a noi di penalty nelle passate puntate. Addetto ai lavori ti devo dire che esperienza vuole che molte cose non vanno toccate quando funzionano. Certo. Si arriva a fine corsa e poi si ricomincia dalle idee, perché hai fatto un investimento. Chiaro. Ed è giusto che io porti il Tortorici di turno perché è un uomo di mia fiducia. Ma se prendo in corsa e quella corsa funziona, ho il dovere di temporeggiare. Questo con il rischio che se le cose vanno male, come è successo, poi di creare tensioni anche con è un pacato consiglio, con ma dico, con la stima che ho per i presidenti del Messina, perché sono molto amico. Condivido. Allora, ritorniamo a parlare delle semifinali nazionali playoff del campionato di eccellenza. Ci guardiamo gli highlights con le interviste post partita, la vittoria dell'Avola 3-0 contro il Cristoforo Oppido. Oggi sì, siamo contenti per la prestazione di oggi davanti a questa cornice di pubblico fantastica, veramente, uno spettacolo. Però sappiamo benissimo, sì, è giusto che oggi festeggiamo, però sappiamo benissimo che è solamente il primo tempo. Domenica ci aspetta un'altra battaglia per consolidare il risultato di oggi. Questa settimana ci alleneremo bene per affrontare domenica un'altra ottima gara come quella di oggi. Cioè, già da qualche settimana si respira in città un'aria veramente bellissima. Speriamo di arrivare fino in fondo e festeggiare tutti insieme. Siamo orgogliosi di questa prestazione, è stata una partita fantastica. I ragazzi sono stati eccezionali, sapevamo che era una partita abbastanza difficile, ma che avremmo affrontato con tanta umiltà e tanta determinazione. Scenografia fantastica, ringraziamo tutti i tifosi che hanno scelto di dedicarci queste 2 ore poi al campo insieme a noi e festeggiare questi momenti che sono unici. Sappiamo benissimo che il Calcio Avola sta scrivendo una storia importante sia per se stessa ma sia per la città. E quindi gli diciamo grazie a questi tifosi che sono veramente ogni domenica l'uomo in più in campo e siamo orgogliosi veramente di loro. Stiamo andando avanti, cercheremo di fare il più possibile perché comunque abbiamo giocato, sappiamo che non abbiamo vinto ancora nulla e siamo certi che il ritorno sarà affrontato con la stessa determinazione e con la stessa fame. E penso che l'Avola meriti tantissimo questo palcoscenico diretto dal grande maestro d'orchestra, il nostro mister Attilio Sirù. Vedo questa squadra sempre molto attenta, concentrata e determinata a raggiungere questi obiettivi che sono importanti. Penso che sia merito da parte di tutti e vogliamo andare avanti con questa determinazione. Sappiamo che l'obiettivo è quello della Serie D, l'avevamo detto già nella presentazione estiva ad agosto, quando è stata presentata alla cittadinanza avolese la squadra. E vogliamo andare avanti così, uniti e compatti, per scrivere le pagine migliori, perché sappiamo che stiamo scrivendo la storia del calcio avolese, ma le pagine migliori si scrivono quando rimaniamo compatti e uniti per l'obiettivo comune.
insomma si è coscienti che la partita di ritorno dell'Avola non sarà una partita facile. Nel frattempo voglio vedere ancora qualche immagine del momento in cui questo gruppo ha salutato il tifo di Avola, che ha voglia veramente di ritornare, insomma, a grandi livelli in Serie D. Manca veramente da tantissimo tempo. La dimostrazione che il lavoro di Cammarata, del presidente Costa, di tutti gli entourage, di Montagno, alla fine sta avendo i suoi effetti, no? Squadra che trascina il pubblico che trascina la squadra, unione che fa la forza, 3-0 contro la squadra lucana, si va in Lucania adesso con la coscienza di essere a un passo dalla Serie D. Sì, ormai siamo alle porte, quindi manca l'ultimo passo per cercare di realizzare questo sogno per quella città. Anche se poi la finale è sempre un ternallotto, anche se ci sarà sempre la solita andata e ritorno. Però intanto è importantissimo certo. Questo passo è fondamentale per poter aspirare a quello che è il sogno di un'intera città e di una dirigenza che ha investito moltissimo e molto serio. Diciamo che a Avola sognano anche il derby con il Siracusa, che lo aspettano da tantissimo tempo. Esatto. Allora, rientriamo in studio e parliamo dell'altro incontro, il Trebisacce che vince 2-0 contro il Camarat, che guardando gli highlights, adesso li guarderemo insieme, abbiamo visto un Camarat che comunque era in partita, ha giocato una bellissima partita. Diciamo che secondo me non meritava di perdere 2-0 che comunque secondo me è recuperabile in casa adesso domenica. E credo che l'arrivo di Cammarata ha veramente insomma, rivoluzionato anche la mentalità del gruppo. Ho avuto modo di parlare con lui, ho avuto modo di parlare anche con alcuni giocatori e ho notato che un giocatore di Serie A che diventa allenatore porta un bagaglio che è fondamentale per chi gioca a pallone all'interno anche di una società dilettantistica. Ma è ovvio che l'esperienza nel mondo del calcio è fondamentale, perché ti fa fare quel salto di qualità e ti fa fare quel cambio di passo che molte volte nel dilettantismo non c'è proprio a livello mentale. Sì. E quindi ha dato un apporto maggiore e si nota, è palese. Non per niente, soprattutto nel girone di ritorno, è riuscita ad avere poi una posizione nei playoff importanti, arrivando secondo alle spalle dell'Licata. Guardiamoci gli highlights, la vittoria del Trebisacce 2-0 contro il Camarat, ma la partita di ritorno sarà una bella storia. Buon pomeriggio da Francesco Cammuta dallo stadio Amerise di Trebisacce, pronti a raccontare Trebisacce Camarat, andata delle semifinali dei playoff nazionali di eccellenza. Attenzione qui alle Serpentina, l'ingresso in area, Dolenti miracoloso, la palla rimane lì ancora Dolenti, altro tentativo, il salvataggio e calcio di rigore per il Trebisacce. Andrà proprio il numero 7 Leonori, fischia l'arbitro, parte Leonori che la mette alle spalle di Dolenti che aveva intuito ma non è arrivato. E allora, dopo poco più di 4 minuti, passa in vantaggio il Trebisacce. Ancora Pisciotta, orienta il controllo Pisciotta, va per via centrale, ancora Pisciotta, Serpentina, Pisciotta, destro, bloccato da Cautela. La rimessa che verrà eseguita nel cuore dell'area, arriva al centro e c'è stato il tocco vincente da parte, se ho visto bene, del numero 5 Sbrissa, che dunque raddoppia per il Trebisacce. 2-0 Anzi Lamberti, lancio per la corsa addirittura di Iannibelli, a destra c'è l'inserimento, ingresso in area, conclusione, parata da Dolenti, addirittura ad un passo dal terzo gol il Trebisacce. Ancora a gestire il Trebisacce con Giuliano Redia, il palleggio, quella palla giocata a destra su Iannibelli che propone l'ennesimo cross, colpo di testa e la palla che sorvola la traversa, altra occasione. Il cross di Cuffaro, colpo di testa a mettere fuori poi di Romana, controllo e sinistro con la palla che esce. Pane, Guadalupo ai 20 metri, poi Osvaldo, conclusione che esce questa volta di pochissimo. Rimessa
nel cuore dell'area, stacca Pisciotta, una sponda che alla fine arriva in qualche modo a Pereira, poi Di Romana, cross col palo colpito da Osvaldo, praticamente da 1 metro, ad un passo dal gol il Camarat, che attende solo il fischio dell'arbitro. La rincorsa di Pane che la fa girare con i pugni, Cautela la mette fuori. Lungo a cercare Leonel, poi conclusione che si stampa sulla traversa da parte di Eredia, ad un passo al 3-0 il Trebisacce. Colpo di testa che favorisce Osvaldo, il tocco per vie centrali, Pisciotta giocata, Pisciotta sull'uscita di Cautela, temita il contatto, poi ancora Pisciotta calcia e la palla che va sul palo dopo la deviazione di Cautela, angolo Camarat. La battuta lunga, secondo palo, colpo di testa a mettere fuori, poi prova ad arrivare Baio che palleggia, va giù, tutto regolare, poi c'è la sforbiciata, palla fuori, proteste furibonde, fischia il direttore di gara. Guadalupo verso l'area del Trebisacce, colpo di testa, la palla bloccata, Osvaldo, Guadalupo calcia la parata a terra, blocca Cautela. Pisciotta, Osvaldo si può girare perché ha spazio, Osvaldo la piazza, è uscita di niente questa conclusione di Facundo Osvaldo. Pane controlla e ai 20 metri Pane pensa anche al destro, Cautela, calcio d'angolo, Pane alla battuta dell'angolo, ma non ha più nulla da difendere il Camarat, non ha più nulla da controllare. Pane in mezzo, colpo di testa, la palla rimane lì, è salvata sulla linea, non è gol secondo il direttore di gara che poi emette i 3 fischi. Il primo round di queste semifinali dei playoff nazionali di eccellenza lo vince il Trebisacce. Ci sarà tutto il gota del calcio dilettantistico siciliano insieme ai più importanti dirigenti regionali e tantissimi addetti ai lavori. Vi aspetto a Caltanissetta il 16 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita, la 13ª edizione dei Penalty Awards. Con me Paola Parisi. Continuiamo a parlare del campionato di eccellenza, queste finali nazionali. Camarat, voglio sapere un po' il tuo pensiero, ce la può fare in questa partita di ritorno di domenica contro il Trebisacce? Vedendo le immagini, abbiamo anche riviste insieme, ma io penso che sarà molto difficile uscire indenni da quel campo. Io penso che ci sia la possibilità di ribaltare questo risultato perché la squadra è spesso un bel gioco e non era facile rialzarsi dopo 13 minuti da quell'1-2. 1-2 che tra l'altro un po' schiantato la con squadra. Un rigore molto dubbio e sì, quindi avrebbe piegato le gambe a chiunque, invece sono rimasti in piedi. Certo che se effettivamente ci sarà il 7 e il 14, insomma una finale tutta siciliana, sarà bellissima però. La andremo a vedere. Assolutamente, anche perché poi dopo si rischia di festeggiare o per l'uno o per l'altra giorno 16 chiaro, a Caltanissetta i Penalty Awards. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, che dire, tra poco sarà una mezz'ora importante perché presenteremo le nomination. Sono curiosissimo. Sei curiosissimo, ma non soltanto tu, perché insomma abbiamo avuto tantissime visualizzazioni nei nostri spot di presentazione appunto delle nomination che tra pochissimo saranno presentati in TV. Pertanto ci fermiamo, tra poco sarà ancora Penalty. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti,
supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Penalty Awards, tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano, in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano, le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Penalty Awards presenta Ettore Tortorici. Siamo rientrati, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, lo abbiamo già anticipato proprio prima degli spot pubblicitari, tra poco arriva il momento delle nomination. Fabio, tu hai vissuto tante edizioni dei Penalty Awards, quanto è importante una passerella del genere per tanti ragazzi che credono magari chissà di diventare un giorno giocatori importanti anche chissà di Serie A? Ma intanto ti voglio dire che per l'importanza della manifestazione essere già lì presenti vuol dire essere importanti, perché noi molte volte sottovalutiamo quello che è il calcio dilettantistico, ma abbiamo l'obbligo di credere alla favola Gatti, perché alla favola di tanti giocatori che magari militano nei campionati dilettantistici e poi invece riescono a realizzare il sogno, perché io sono convintissimo che uno dei problemi che attanaglia il calcio italiano e che ha portato anche alla mancanza delle ultime qualificazioni ai mondiali, ormai parliamo in termini ultime qualificazioni mondiali, sia la mancanza di coraggio nello schierare giovani e di dare una fiducia e una chance a tanti giovani che magari potrebbero fare meglio di tanti stranieri. Non me ne vorranno, dico, è chiaro che l'apertura delle frontiere ben venga, però noi in Italia penso a memoria dovremmo avere una discreta tradizione calcistica che dovrebbe primeggiare in tante altre nazioni. E ultimamente non sta succedendo, soprattutto con la nazionale maggiore, perché a livello giovanile continuiamo ad essere leader quasi mondiali, quindi è una cosa positiva che poi dopo alla fine però questi ragazzi non vengono catapultati in realtà importanti. Ma guarda, io mi permetto anche di dirti che Baldini ci sta dando una grande lezione di umiltà. Condivido. Sta convocando dei giovani che qualora... Per molti sconosciuti. Sconosciuti, tipo Favasuli del Catanzaro e tanti altri giovani, dimostrerà che nel calcio molte volte il coraggio, l'umiltà, la testa... Premia. Lui stesso ne è un esempio, perché lui è un allenatore che in moltissime piazze non ha firmato tanto per firmare, è stato capace di andare via, di mettersi, rinunciare a stipendi sicuri perché non si trovava bene o perché l'ambiente non era quello che desiderava. Palermo e Pescara insegnano. È giusto? Sì. Quindi quello ci dà la dimostrazione che essere uomini con la schiena dritta nel mondo dello sport
forse è un premio poi per il risultato finale. Ecco. Ma speriamo, incrociamo le dita perché Ma non, insomma... non tutto si può comprare. Ah beh, chiaro, meno male per meno fortuna. male. Allora, parliamo di nomination e allora, amici di Penalty, siamo pronti. Presentiamo adesso le nomination ufficiali 2025-26 per quanto riguarda la categoria Eccellenza. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. 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 Penalty Awards, dove il talento diventa storia.
sarà una dura battaglia, perché i nomi che sono in nomination, soprattutto per la categoria di eccellenza, sono veramente il top di questa stagione. Ti faccio i miei complimenti, perché il livello è altissimo, veramente sarà dura, ma ho visto molti nomi che si ripetono, che fanno la differenza, ma ho visto anche tanti nomi nuovi di tanti ragazzi che si sono messi in mostra e che daranno battaglia per vincere questo ambiziosissimo premio. E questa suspense ci piace, sì, no? Perché piace poi, a me, mi ha lasciato... Quando si apre la busta è sempre il momento più importante. Mi ha lasciato senza parole, devo essere sincero. È vero, mi ha lasciato senza parole. Voglio ritornare adesso a parlare di calcio giocato, perché parliamo di promozione. Ci guardiamo subito il servizio della vittoria del Valderice, che adesso giocherà, dato che ha battuto l'Orlandina Calcio, la finale per quanto riguarda la possibile ammissione al campionato di eccellenza la prossima stagione. Giocherà domenica contro l'Acragas. Quando una stagione continua a regalarti nuove pagine, significa che hai fatto qualcosa di speciale. Il Valderice pensava di aver già vissuto una delle sue giornate più belle, superando il Gemine nella finale playoff del Girone A. Invece la strada non è finita, anzi adesso diventa ancora più grande, ma dall'altra parte arriva una squadra che ha fatto un campionato enorme. L'Orlandina è seconda nel girone B con 66 punti, fermata soltanto dall'Ascari Cefalù, ma protagonista di una stagione di altissimo livello, e davanti a due uomini che fanno paura come Rosario Iuculano, 14 gol e 4 assist, soprattutto Salvatore Pratico, 29 tra gol e assist per lui durante questa stagione. Il Valderice lo abbiamo già visto nella scorsa partita, Diop, Baci, Benny Raci nel tridente, tre che hanno fatto la differenza e la potrebbero fare anche questa giornata. Una arriva sulle ali dell'entusiasmo, l'altra con la forza di chi ha costruito una stagione straordinaria. Benvenuti nella semifinale regionale di promozione siciliana. Chi vince oggi tra Valderice e Orlandina sa già che ci sarà l'Acragas a affrontarli nella finale. Si parte, eccolo il pallone di Secum, subito ributtato lì davanti un po' per pressare, classica tattica del Valderice utilizzata anche col Gemini per pressare lì davanti subito. Nibali, Scaffidi, spazio adesso per Calabrese addirittura, che si è allagato, può entrare dentro l'area il 99. Calabrese va con il destro in mezzo e arriva l'1-0 di Pratico che sblocca la semifinale. 0-1 Orlandina, segna Pratico, tanto per cambiare, o lui o Iuculano. Si accende il tridente e fa gol l'Orlandina. Di Pasquale, nuovamente Frisenda, adesso venuto, spazio per Iuculano, ha visto invece Calabrese, è partito invece Iuculano in mezzo a due, ha capito tutto però il centrocampo del Valderice, palla lunga di Forconi a cercare Diop, leggermente corta quest'idea, ancora Diop, spazio anche per lui, la chiama da quell'altro lato Beniraci, visto e servito ancora il numero 7, può puntare nuovamente lui, palla messa in mezzo, arriva Baci ancora! Sempre Baci, l'assist di Raci, pareggia il Valderice con il solito gol del numero 20 e col solito assist per lui di Benny Raci. Frisenda ancora in mezzo al traffico, la perde però nuovamente l'Orlandina, difficoltà fisica, Diop, grande palla questa per Iraci in aria, ancora Iraci, ancora lui, 2-1 Valderice. Prima l'assist e poi ancora il gol del 2-1 che in questo momento manda in estasi Valderice. Ancora Galati, può andare avanti, la perde però Galati ingenuamente, contropiede adesso 3 contro 4, Baci a cercare Diop che entra in area, Diop 3-1 Valderice. Anche con lo scavetto mancava solo lui del tridente magico del Valderice per partecipare alla festa con un gol che forse manda in finale il Valderice. Pronti alla ola, passa allora nuovamente però Serio che non vuole mollare, cambia allora gioco da Pratico, palla che resta lì. Ancora Pratico, Calabrese d'esterno, fischia 3 volte allora il Valderice in finale
regionale si giocherà l'eccellenza domenica prossima in una partita tutta da vivere contro l'Agragas. Penalty Awards, il grande galà dello sport con la presenza dei più importanti nomi dello sport, dello spettacolo e del giornalismo. Penalty Awards, un marchio esclusivo Play Village. Presenta Ettore Tortorici. Ritorniamo a parlare dei Penalty Awards e parliamo subito delle nomination del campionato di promozione. Penalty Awards, dove il talento diventa storia.
Penalty Awards. Gli atleti migliori, i più importanti allenatori, i dirigenti più bravi, tutti insieme nell'evento più atteso ed esclusivo del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards. Beh, anche la categoria di promozione è certamente una categoria importante, sarà dura battaglia per tutti i contendenti alla vittoria finale. Siamo quasi saluti, però prima abbiamo le nomination del campionato di prima categoria. Penalty Awards, dove il talento diventa storia.
Iniziano dunque le nomination anche del campionato di prima categoria. Vi ricordo che potete rivedere il tutto anche attraverso la pagina ufficiale Facebook Penalty oppure sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Siamo ai saluti, ospite della puntata odierna Fabio Capuana, che sarà anche uno dei protagonisti dei Penalty Awards. Non dico niente, dico soltanto che ci sarà sicuramente un momento molto particolare all'interno della cerimonia che ti riguarderà. Devo tenere ancora giustamente tutto in sospeso. Il riservo più assoluto. Il riservo più assoluto, anche se oggi mi hai fatto dare una notizia in anteprima, però era doverosa per Orazio Russo. Ho motivo di doverti ringraziare per la tua solita ospitalità e per la bellezza di ciò che fai. Grazie, come al solito, sei gentilissimo. Un caro saluto ai tuoi telespettatori che sono ogni anno sempre di più. È vero, è vero. E questa la dice lunga sulla bontà del tuo lavoro. E ci vediamo allora a Caltanissetta. Assolutamente, giorno 16. Grazie Fabio. Non mancheremo. Grazie dunque a Fabio Capuana, l'ospite odierno della puntata di Penalty che si conclude qui. Grazie per essere stati con noi, ci vedremo chiaramente anche la prossima settimana.